Tutto nasce da una promessa fatta a Suor Licia, che in questa sua attività con i volontari del fanciullo ha messo in piedi delle bellissime iniziative rivolte ai bambini. E ogni promessa è un debito. Con questo principio ha preso vita, grazie alla collaborazione tra il Comune e l'Associazione Volontari del Fanciullo, la Quinta Casa Nazareth Amicizia, in via Beccaria a Marghera. Questo diventa una casa serena, protetta e felice per dei bambini che vivono situazioni di disagio temporaneo o comunque strutturale nelle famiglie d'origine, perché i genitori hanno problemi, perché non sono poco presenti o perché non possono in qualche modo adempiere pienamente al ruolo educativo, e diventa un supporto alla famiglia e un supporto ai servizi sociali dove poter inserire il bambino in un percorso di divertimento, felicità, compiti e serenità nei pomeriggi e nei weekend in questa struttura con volontari, con educatori professionali. Quindi insomma c'è una dimensione domestica e di servizio che integra i servizi che offre l'amministrazione comunale e supporta la famiglia. Ci siamo messi a disposizione come patrimonio per trovare un immobile, l'abbiamo trovato che fosse a misura di questa operazione, è riuscita molto bene perché grazie al volontariato hanno messo fondi per ristrutturare e per arredare la casa. Siamo alla ricerca di un altro immobile. Un progetto diurno destinato ai bimbi di Marghera a partire dai 3-4 anni di età, attivo anche nei fine settimana, contestualmente a un lavoro sulla famiglia stessa. Un clima soprattutto familiare, perché vogliamo creare proprio un momento di famiglia e quindi facciamo la merenda insieme, per un breve periodo li seguiamo nei compiti, e facciamo giochi in gruppo o giochi anche individuali, è un momento in cui possono stare sereni, tranquilli e confidarsi eventualmente con i volontari di turno. E di volontari c'è sempre un gran bisogno. Ogni anno facciamo un corso di formazione che dura da ottobre a giugno per un incontro settimanale. L'incontro è ogni mercoledì sera dalle 8:30 alle 10:30 presso la sede di Casa Nazareth di Chirignago, destinato a tutte le persone che hanno voglia di mettersi in gioco, perché il nostro è un volontariato molto impegnativo, ma anche molto ricco di emozioni e di soddisfazioni.